Buonasera a tutti ragazzi, un'altra giornata volge a termine, quindi già l'aria adesso è un po' più fresca, diciamo, quindi dopo il caldo che stava oggi, già adesso aprendo anche solo la finestra, già si nota che fa un po' freddino in effetti, quindi la temperatura già è bassa. Nuvole non ce ne sono neanche, diciamo, stasera, quindi solo un bel tramonto, diciamo, sul mare, però la temperatura si sente già che si è abbassata, diciamo, rispetto a oggi che ho fatto il video. Già adesso, a parte il tramonto, diciamo, si sente addosso questo freddo, quindi è stata una bellissima giornata, ripeto, piena di sole. La temperatura era, diciamo, quando ho fatto il video era normale, però adesso già si sente che l'aria è più fresca, quindi si vede anche una nave a mare. Da qui la vedo, forse, ah, eccola qui, così la potete vedere, eccola qua. Adesso si riesce a vedere, deve essere una nave tipo Costa Crociere, forse una cosa così, diciamo. Da lontano sembra una di quelle là che devono attraccare, diciamo, a Porto di Salerno, quindi non credo che sia MSC, no, forse un draghetto, un piroscafo, diciamo, più o meno, quindi deve essere così, anche perché lì c'è la cittadella giudiziaria dove attaccano, diciamo, le imbarcazioni di MSC o Costa Crociera, quindi sicuramente sarà una di esse, anche perché è molto grande, da qua si vede, grande, diciamo, è grossa. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona serata a tutti. Quindi qua a Salerno sempre tempo bello, però la temperatura si è molto, diciamo, abbassata rispetto ad oggi. Quindi vi auguro buona serata e ci sentiamo dopo sul canale. Ciao a tutti.